Andiamo al calcio adesso. Fabio Bazzani. Il calcio Sandonà ha concluso la sua stagione, continuano gli allenamenti, ci sarà qualche amichevole di lusso per tenere alto l'impegno dei giocatori in attesa che si verifichino le consuete schermaglie sia societarie sia per quanto riguarda i contratti per le due squadre, per la squadra. Ricordo che il campionato di C2 avrà un prosieguo nei play-off, nei play-out, si giocherà il 1 giugno, per fortuna se non ha evitato la lotteria dei play-out, con Fabio Bazzani, uno dei protagonisti di questo campionato, un ragazzo che non ha segnato tantissimo, ma un ragazzo che ha passato dall'eccellenza ai professionisti, trapiantato qui a Sandonà Piave da quelli di Bologna, e quindi ci ascoltiamo questa intervista. Allora, con Bazzani è finito il campionato, è finito così, con l'acqua alla gola, insomma. Sì, un finale molto sofferto è stato, con la sconfitta già in casa del Fano avevamo compromesso quel che di buono avevamo fatto a Pontedera e siamo dovuti andare a Rimini con l'obbligo di strappare un pareggio oppure sperare in altri risultati favorevoli che all'inizio non si pensava potessero venire. Purtroppo il pareggio non è venuto a Rimini, anche se forse lo meritavamo, ma la fortuna ha voluto che il Forlì ha onorato l'impegno fino alla fine, ha battuto la Massese e ci siamo riusciti a salvare. Guardando la classifica, qualche buon tempone, in questo caso il sottoscritto, ha fatto poi i conti, 2 vittorie in casa in più e eravamo ai playoff, vero? Sì, sembra impossibile, ma invece è così. Secondo me, anche se l'annata è stata, diciamo, un po' travagliata così, il nostro è stato un risultato buono lo stesso, perché ci sono stati 3 cambi di allenatore, situazioni non facili da affrontare, e penso che l'obiettivo salvezza sia stato raggiunto e questo deve essere già qualcosa di importante, però c'è il rammarico di aver visto che i playoff non erano poi così lontani se ci si riusciva a organizzare in una certa maniera prima. Il programma per i prossimi giorni qual è adesso per voi? Il mister ci ha comunicato, vabbè, adesso siamo liberi fino a lunedì e poi penso che fino all'ultima settimana di maggio ci alleniamo 2 o 3 volte alla settimana cercando qualche amichevole, ci ha detto il mister, e poi penso che si chiuderà con una cena finale per il saluto. E per Bazzani? Bazzani è in attesa di sapere qualcosa dalla società. Io ho il contratto qui anche per il prossimo anno, non mi è stato ancora detto niente, io non ho niente in contrario con restare, a meno che la società non mi venga a dire che ci sono richieste che facciano comodo sia a me che a loro, perché sono di proprietà loro, devono essere contenti anche loro, e altrimenti sarò ben felice di rimanere qua a Sandonà per il prossimo anno, sperando in un'annata ancora migliore. Pare che ti sei ambientato bene qua a Sandonà, anche nei rapporti sociali, questo esula dal calcio ovviamente. Sì, al di là del fatto calcio, società e tutto quanto, che non è stato male sicuramente, perché ne sono soddisfatto anche di quello. Proprio anche come cittadino bolognese sono venuto a Sandonà e devo dire che ho trovato persone molto in gamba che mi sono state vicino e nei momenti che ne avevo bisogno, e soprattutto si sono dimostrate sempre disponibili con me, e quindi anche questo secondo me può essere un incentivo per avere ancora piacere di più di restare qua il prossimo anno, perché ho conosciuto l'ambiente già, al di là anche del campo e del calcio, e ne sono soddisfatto. Se dovessi pensare a tornare indietro con la tua memoria, cosa avresti dovuto evitare di fare in questo campionato? Guarda, è appena finito il campionato, potevi evitare di fare tante cose e potevi farne delle altre, però adesso a giochi fatti, se dovessi tornare indietro, sicuramente avrei preferito gestirmi meglio in un certo tipo di momento del campionato, per poi arrivare magari alla fine con qualche energia ancora.
e invece purtroppo l'istinto mi ha portato a dare tutto quello che avevo sempre, e essendo il mio primo anno da professionista e non essendo abituato ai carichi di lavoro che ci sono qua, mi ha portato a arrivare a un finale di campionato che non avevo più energie, e si è anche dimostrato perché sono andato in calo. Ne farò tesoro per il prossimo anno, anche se penso che sia il prossimo anno più in discesa, perché avendo già l'esperienza alle spalle di questo. Ti è rimasta un po' di nostalgia di Mauro Tossani? Ma nostalgia, sai, fra i professionisti purtroppo è un lavoro, e un giorno ci può essere, il giorno dopo non ci può più essere. Sicuramente io non dico affezionato a lui, però avevo qualcosa in particolare verso anche più degli altri, perché è un mio compaesano, è di Bologna, e sai, si scambiavano battute anche in dialetto, faccio per dire, si parlava del più e del meno di giù. Purtroppo è finita così, e la società decise così, io sono dovuto andare avanti con quello che ha detto la società, con tutto il rispetto agli allenatori che sono venuti dopo, che non hanno meno niente di Tossani sicuramente, però non stava a me a decidere se doveva rimanere Tossani o no. Finché c'è stato sono stato benissimo con lui, però purtroppo sono dovuto andare avanti lo stesso. Ti ringrazio. Prego.